I carabinieri del Comando Provinciale di Catania, al termine di una complessa attività investigativa intrapresa insieme alla Direzione Provinciale dell'INPS, hanno denunciato alla Procura Distrettuale della Repubblica di Catania ben 267 indebiti percettori del reddito di cittadinanza distribuiti su tutta la provincia etnea, ritenuti responsabili di avere indebitamente percepito il reddito di cittadinanza nell'arco compreso tra il 2019 e il 2022. Le indagini partite da persone che non avevano dichiarato di essere già riscossori dell'indennità di disoccupazione agricola hanno poi accertato altri escamotage attraverso i furbetti avrebbero ingannato lo Stato al fine di ottenere il beneficio. Oltre infatti alle false attestazioni sulla composizione e i redditi dei nuclei familiari, i militari dell'ALM e personale dell'INPS hanno scovato anche 25 extracomunitari, brasiliani, guineani, marocchini, nigeriani, rumeni, tunisini e polacchi che incassavano il sussidio pur non residenti in Italia da almeno 10 anni, a cui si sono aggiunte altre 50 persone circa che avrebbero comunicato dati incongruenti su composizione o capacità reddituale dei rispettivi nuclei familiari, ricevendo il reddito di cittadinanza in misura maggiore rispetto a quello dovuto. Tra questi emblematico è stato il caso di una persona di 44 anni di Gravina di Catania che, pur vivendo con il padre in una casa popolare per la quale il genitore non versava il canone d'affitto da circa 30 anni, ha falsamente affermato di dover pagare 500 euro mensili d'affitto al fine di ottenere una quota maggioritaria del beneficio. Nei 267 denunciati figurano anche 40 soggetti gravati da pregiudizi per gravi reati come l'associazione a delinquere finalizzata al traffico della droga, all'immigrazione clandestina, estorsione, rapina, riciclaggio e maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. Il Comando Provinciale di Catania, oltre agli odierni indagati, sin dal 2021 ha già deferito circa 640 persone che godevano senza diritto del reddito di cittadinanza per un danno alle casse dello Stato nel triennio 2020-2022 di complessivi 5 milioni di euro circa.